Ma non si è mai spenta la questione settentrionale, si figuri se noi cediamo di 1 millimetro rispetto a tutto il lavoro fatto sulle autonomie. C'è un grande lavoro fatto dal ministro Stefani. Sfortunatamente il governo in 14 mesi non ha prodotto nulla, perché se lei in questo momento un cittadino chiedesse qual è il progetto e qual è la proposta del governo non esiste, però è pur vero che sappiamo che avremo a che fare con il PD al governo, non so se addirittura avranno anche il ministro di riferimento per l'autonomia, che è lo stesso PD che ci ha fatto un ricorso avanti alla Corte Costituzionale per vietare ai veneti di andare a fare il referendum. È lo stesso PD al governo con Renzi che impugnò il nostro referendum, è lo stesso PD che ci vietò l'uso della tessera elettorale durante il referendum, è lo stesso PD che promosse i ricorsi al TAR e così via. Quindi sappiamo già che il terreno sarà impervio. Però comunque noi andiamo avanti. Se è vero che noi abbiamo chiesto troppo, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché Chiamparino in Piemonte, che ha chiesto 12 materie, non ha avuto nulla, e Bonaccini in Emilia-Romagna, il collega Bonaccini che ha chiesto 15 materie, non ha avuto nulla. Noi continuiamo a chiedere e a trattare su 23, il ministro Stefani, il ministro della Repubblica, aveva e ha preparato un progetto del 23 e vedremo cosa risponde il governo. Certo è che io firme, guardi questo l'ho detto anche con i nostri del governo, firme di finte autonomie non ne faccio. Saremo dappertutto, nel senso che saremo presenti a Pontida il 15 per la manifestazione, ci sarà il 14 un'assemblea degli amministratori della Lega e poi il 19 ottobre a Roma, in piazza Roma, per una grande manifestazione. E lei ci sarà? Sempre, ci sono sempre andato, non capisco perché non devo andarci.